Abbiamo ricette concrete per affrontare la crisi, là dove il governo Monti, sostenuto da Berlusconi e Bersani, ha fallito. Esordisce così Antonio Ingroia, appena arrivato allo storico capannone del petrolchimico di Porto Marghera, dove ad attenderlo ci sono molti sostenitori. La priorità deve essere data al lavoro e alle imprese, e non al sistema delle banche e dell'alta finanza. Rispetto al quale i grandi gruppi imprenditoriali, rispetto al quale Berlusconi e Monti sono stati serventi, vanno invece considerati tutt'altro che prioritari. Primo obiettivo è colpire l'evasione e la criminalità organizzata. E quindi noi vogliamo confiscare i patrimoni dei mafiosi, dei complici dei mafiosi, dei corrotti, dei grandi evasori fiscali e metterli a disposizione delle imprese virtuose, dell'economia della legalità. Alle imprese che verranno finanziate con questi fondi si chiede un impegno ben preciso. Si impone alle imprese di non delocalizzare mai l'attività produttiva fuori dal territorio nazionale. Ingroia è favorevole alla patrimoniale. È soltanto per i patrimoni dei super ricchi, perché fino ad oggi anche il sistema tributario è un sistema tributario iniquo che sta facendo pagare le tasse sempre a chi ha pagato la crisi. Un'eventuale alleanza col PD e SEL può avvenire a una sola condizione. Che ci sia una svolta di Bersani, che non mi sembra però di vedere, e cioè che abbandoni definitivamente il sostegno a Monti, alle politiche di Monti che ci hanno portato a questo disastro. Sul tema della crisi della rappresentanza sindacale, Ingroia ha una ricetta. Una legge nella quale siano i lavoratori direttamente, a prescindere dai sindacati ai quali sono iscritti, che possano votare anche sui contratti. Sulla contrattazione non viene quindi delegata in bianco ai sindacati. Nicoletta Zago, volto storico delle lotte di Vinyls, spiega perché il voto Rivoluzione Civile è un voto utile. Perché tutto il resto è un voto inutile. Cosa votiamo? I soliti noti, un Bersani e Monti che ci hanno portato dove ci hanno portato, un Berlusconi e Maroni che si sono fatti le leggi per loro. Questo è il voto utile, questo è il voto del cambiamento.